l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Partiamo dalla prima pagina della Padania, foto del segretario leghista Salvini con Forza Firma, che è il nuovo simbolo di Forza Italia. Giovanni Toti, in un'intervista alla Padania, annuncia che lui e Berlusconi firmeranno 2 dei referendum del Carroccio. Salvini commenta: noi non inseguiamo nessuno, ma ben venga chi riconosce la centralità del nostro progetto politico per rifondare il centro-destra. Poi ancora in primo piano sulla Padania, Renzi-Merkel, strana coppia, difende quanto resta dell'euro. Marine Le Pen invece propone un referendum per decidere se i francesi vogliono uscire dall'Europa. Infine l'intervista a Bitonci, capogruppo della Lega al Senato e candidato sindaco a Padova, al ballottaggio. A Padova sfido la sinistra per restituire il buon governo ai cittadini. Ma in primo piano c'è Berlusconi che firmerà 2 dei vostri referendum, dice il carismatico Giovanni Toti, intervistato dalla Padania, ma è soltanto un primo passo. Il presidente firmerà i quesiti sull'immigrazione clandestina e contro la legge Fornero. Bisogna ricostruire un'alternativa comune alla sinistra. Quanto al risultato di Forza Italia alle europee, parte da lì la chiacchierata di Alessandro Montanari per la Padania con il carismatico Toti. È stato un risultato sotto le attese, dice Toti, quello di Forza Italia alle europee, però non lo definirei drammatico, per 4 ragioni. Innanzitutto per la sentenza ingiusta che ha colpito Berlusconi e non gli ha consentito una campagna elettorale libera. L'unico limite era quello di non sparare sui magistrati che l'hanno condannato. Dopodiché c'era dappertutto Berlusconi. In ogni caso c'è poi da considerare che la luna di miele di Renzi con gli elettori è ancora forte e a questa luna di miele può aver contribuito anche la decisione di Berlusconi di denunciare il pericolo del Movimento 5 Stelle, paraeversivo. Alcuni moderati devono aver ritenuto che il governo andasse rafforzato. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare, dice Toti alla Padania, questo è l'ultimo punto, che Forza Italia aveva appena avviato un percorso di rinnovamento che non era certamente compiuto. Ecco perché secondo noi queste elezioni vanno prese come un tagliando di metà percorso. Se Forza Italia ha fatto un passo falso, tutti i partiti nati dallo smembramento PDL sono andati male. Per Alfano però il discorso è diverso, dice Toti. L'NCD non è andato bene perché era ed è un progetto politico privo di senso. Quando chiedi il voto solo per mantenere il sedere sulla poltrona, è logico che gli elettori poi ti puniscano e che ti accusino di avere spaccato il fronte dei moderati senza nemmeno garantire gli interessi in un governo che ormai ha esplicite connotazioni di sinistra. Mi riferisco alla tassa sulla casa, all'aumento dell'IVA, le tasse sul risparmio, la politica sull'immigrazione clandestina. Mi auguro, dice Giovanni Toti alla Padania, mi auguro che gli amici del nuovo centrodestra si rendano conto di essere in una posizione poco sensata e che riflettano, come stiamo facendo noi, sulla necessità di costruire un'alternativa al governo della sinistra. La riflessione di Forza Italia parte dal riconoscimento del lavoro fatto dalla Lega. Matteo Salvini, dice il carismatico Toti, ha fatto un grande lavoro, ha trasformato la Lega Nord da partito regionale a partito con una vocazione nazionale e lo ha fatto, la nazione ovviamente è l'Italia, e lo ha fatto cavalcando alcuni temi classici del centrodestra. Quindi complimenti a lui e alla Lega, dice Toti. E a questo riconoscimento la decisione di appoggiare alcuni referendum leghisti. Il presidente Berlusconi, annuncia Totti, sottoscriverà sicuramente il referendum per la reintroduzione del reato di immigrazione clandestina e quello per l'abrogazione della legge Fornero. Per quanto mi riguarda, invece, io sono d'accordo anche su altri quesiti. Questo comunque è un primo passo. Sono tanti i temi sui quali tra noi e la Lega ci sono distanze colmabili. Per Salvini però è un problema che Forza Italia sia nello stesso gruppo europeo della Merkel. Salvini chiede una scelta di campo a Forza Italia, ma nella sostanza, dice Totti, le nostre posizioni sono meno lontane di quel che sembra. È vero, noi riteniamo imprudente invocare l'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro, ma siamo d'accordo sull'analisi che la Lega fa del danno prodotto al nostro paese da questa politica monetaria. Quindi è vero che siamo nella stessa famiglia della Merkel, ma è altrettanto vero che siamo molto lontani dalla sua visione.
L'adesione al PPE, Partito Popolare Europeo, non è mai stata un problema per la Lega e non vedo perché debba diventarlo ora. L'essenziale è intendersi su quel che vogliamo dall'Europa, un profondo cambiamento della politica economica e di quella monetaria. Forza Italia accetterà le primarie nel futuro ipotetico rassemblement di centrodestra? Berlusconi lo ha già detto, conclude Totti. I candidati alla leadership saranno scelti con primarie di coalizione. A seguire c'è l'intervista sulla Padania di Iva Garibaldi a Matteo Salvini. Il centrodestra riparta dalla concretezza dei nostri referendum. Anche Berlusconi firmerà questa settimana alcuni dei quesiti referendari della Lega Nord. Il Carroccio ne ha presentati 6: abolire legge Fornero, legalizzare prostituzione, abolire prefetture, togliere privilegi agli immigrati, cancellare legge Mancino, reintrodurre reato di clandestinità. Per i primi 5 si potrà firmare nei comuni fino a martedì prossimo 3 giugno, poi per altre 3 settimane circa solo ai gazebo. Bisogna arrivare almeno a 500.000 firme. All'indomani dei risultati delle europee, l'adesione alle proposte della Lega da parte di Forza Italia, che significato assume? Noi non rincorriamo nessuno, dice Salvini alla Padania. Se altri si riconoscono nelle nostre proposte, ben vengano. Berlusconi ha detto che firmerà qualcuno dei nostri quesiti. Giorgia Meloni ha chiesto più dettagli. Noi non inseguiamo, ma se qualcuno viene sulle nostre posizioni, riconoscendo la centralità politica del nostro progetto, va benissimo. Per qualcuno si tratta del preambolo di un'alleanza col centrodestra. È così? Le distanze politiche sono enormi, risponde Salvini. O il centrodestra compie una vera rivoluzione al suo interno o non c'è spazio per i ragionamenti. Ad esempio Berlusconi dice di voler andare avanti con le pseudo riforme di Renzi, come quella che spoglia delle competenze gli enti locali e le regioni e riporta tutto allo Stato. È chiaro che non può esserci alleanza con chi è antifederalista. Se si votasse domani, la Lega si presenterebbe da sola, non c'è margine di discussione con altri alleati. Il nuovo centrodestra, poi, a parte il nome, di centrodestra ha nulla. Alfano è un oggetto da arredamento a casa Renzi, dice Salvini alla Padania. Non lo vedo, non si vede neanche lui se non allo specchio. Il centrodestra che fa il centrodestra vince in Europa. Quello che invece non sa cosa fare, non ha coraggio, che tentenna, che sostiene un po' la sinistra, un po' appoggia il governo sulle riforme, un po' lo attacca, un po' insulta Grillo, un po' difende l'euro, balbetta sull'immigrazione, quello perde e straperde. Noi abbiamo preso 300.000 voti in più, siamo gli unici del centrodestra che guadagnano consenso. Lei ha detto di essere disponibile a far ripartire il centrodestra. È una candidatura alla leadership? Risposta: sono disponibile a ragionare, dice Salvini, se c'è qualcosa da ricostruire. Siamo interessati ai progetti per far qualcosa, non per battere le sinistre. Quindi, se c'è un progetto comune per parlare di lavoro, autonomia, immigrazione, agricoltura, siamo qui. Berlusconi ha fatto tanto, potrà ancora fare tanto. Le questioni interne a Forza Italia non riguardano me, non posso che augurare loro di guardare al futuro con la nostra stessa serenità. Comunque ci sono ottantenni molto più svegli di ventenni che dormono. Se Forza Italia ritrova la voglia di combattere, il coraggio e l'orgoglio, noi ci siamo. Se Berlusconi vuole che il centrodestra esista, si può ripartire dai nostri referendum, firmabili in tutti i comuni. Secondo lei, domanda Iva Garibaldi, in Forza Italia, così come in altre formazioni politiche, il problema è la mancanza di leadership o di programmi chiari? Entrambe le cose, risponde Salvini. I risultati di Forza Italia, ma anche dell'NCD, non sono buoni, sia perché c'è stata una mancanza di chiarezza nei programmi, sia perché manca al momento una leadership. Lo scenario europeo può aiutare. È lampante però che noi siamo da una parte, Berlusconi e Alfano dall'altra. Domani a Bruxelles lei incontra la leader del Front National, Le Pen, l'inizio di un'alleanza. Cosa si aspetta? Innanzitutto di parlare di immigrazione e lavoro, risponde Matteo Salvini. Quando parlo di lavoro, intendo il superamento dell'euro e la difesa del made in, che è quello italiano ma anche francese. Mi aspetto di smontare gli uffici di Bruxelles. Ha anche detto che per la prima volta esiste in Europa una vera opposizione in Parlamento. Fino a oggi, commenta Salvini, democristiani e socialisti sono sempre stati insieme. Nell'ultimo mandato noi, opposizione, eravamo in 30 su 7,40. È evidente che fai le tue battaglie ma non ne vinci tante. Se invece siamo in 150 diventa per gli altri più difficile inciuciare. C'è polemica per la possibile alleanza tra Front National e Alba Dorata.
Cosa non si inventano i giornalisti per far casino? La Le Pen e Lega alleati con gli estremisti di Alba Dorata, una balla spaziale. A Berlino e Bruxelles hanno paura e fanno bene, conclude Salvini. C'è poi l'articolo sulla Padania dedicato a Marine Le Pen, elezioni anticipate in Francia e un referendum per uscire dall'Unione Europea, dice Marine Le Pen. E infine dalla Padania di oggi: la Lega fa il pieno dalla Lombardia all'Emilia alle comunali, l'elenco dei candidati sindaci al ballottaggio e dei sindaci della Lega eletti in Lombardia, e l'intervista a Bitonci, candidato a Padova. Infine pagine 10 e 11, ci arriviamo con calma della Padania di oggi, commenti post-elettorali dei due cosiddetti governatori, cioè i presidenti delle giunte regionali di Veneto e Lombardia. Zaia: con Salvini finito il travaglio, il risultato è tutto merito suo. Grazie a Matteo, dice Zaia, la Lega ha cambiato pelle e le elezioni hanno sancito la rottamazione dei partiti, inaugurando un nuovo corso della politica. Secondo Maroni, il progetto della macro-regione non si fermerà. A proposito di Roberto Maroni, c'è l'intervista ovviamente di Rodolfo Sala, l'unico titolato di Repubblica a parlare con la Lega, che lo intervista appunto per Repubblica in pagina di cronaca milanese. Salvini sindaco, desiderio legittimo, scrive Repubblica, che dedica alle parole di Maroni anche l'articolo principale della cronaca milanese, che non è solo milanese ovviamente. La vittoria del PD, scrive Repubblica, costringe i partiti di centrodestra a stare insieme rinnovando l'alleanza. E questa è la lezione elettorale che Roberto Maroni consegna agli alleati. Dalle urne, ha detto ieri Maroni, esce l'assoluta necessità di un nuovo inizio per il centrodestra. Il successo del PD non fa altro che ricompattarci e rafforzare la nostra coesione. La Lombardia può diventare laboratorio politico per la riorganizzazione. Al Pirellone però tra NCD e Lega nuove scintille, mentre con l'opposizione è scontro sul caso dell'assessore Mantovani, assessore alla salute, vicepresidente della giunta Maroni. La maggioranza prende tempo e rinvia il voto sulla mozione di censura. L'opposizione in risposta annuncia la diserzione dei lavori in tema di sanità. Assedio a Mantovani, slitta il voto di censura e la sinistra lascia l'aula. L'opposizione sceglie l'Aventino sulla sanità. Cattaneo del nuovo centrodestra dice: il modello di Salvini è Hitler. Cattaneo naturalmente è il presidente del Consiglio regionale. Se Salvini pensa che la ricostruzione del centrodestra passi dall'alleanza con Le Pen, Alba Dorata o i nazifascisti tedeschi, ipotesi che nessuno ha mai ventilato, si sbaglia di grosso. Il suo modello è Hitler, si domanda il presidente, niente di meno che del Consiglio regionale, niente di meno che della Lombardia. Ma veniamo all'intervista di Rodolfo Sala a Maroni. Parla Maroni, punto. Nessun rimpasto dopo le europee. L'abbiamo già fatto, dice Maroni. Però il centrodestra deve cambiare e la Lega sarà il perno di questo processo, cioè del cambiamento del centrodestra. Mantovani fuori dalla giunta, nessuno me l'ha chiesto, se lo faranno sarò io a decidere, dice Maroni. Salvini candidato sindaco, con tutti i voti che ha preso fa bene e il PD definisca con me la riforma della sanità. Presidente Maroni, chiede Rodolfo Sala per Repubblica, lei si sente più forte o più debole dopo queste elezioni europee? Per noi sono andate bene, risponde Maroni. Parlo della Lega, dico noi perché siamo una squadra. Siamo l'unico partito del centrodestra che aumenta i voti. Il merito va per il 90% a Salvini. Ma se permette, non saremmo arrivati a questo risultato se nel settembre scorso io, da segretario, non avessi deciso in solitudine e contro il parere dei miei che bisognava passare la mano. Vero, dice l'incalzante giornalista intervistatore, la Lega cresce, ma per il resto dell'alleanza è un mezzo disastro. Il risultato, risponde Maroni, è molto negativo per Forza Italia, molto deludente per il nuovo centrodestra. Ripercussioni sulla giunta? No, dice Maroni, per rispondere alla sua domanda iniziale, ovvero: Maroni, lei si sente più forte o più debole dopo queste elezioni europee? Oggi mi sento più forte. Dalle urne esce l'assoluta necessità di un nuovo inizio per il centro-destra. Il successo del PD, anche qui in Lombardia, non fa altro che ricompattarci e rafforzare la nostra coesione.
È sempre stato così. Non è detto che chi dispone di una maggioranza larghissima riesca poi a fare le cose che ha in mente. È successo a Berlusconi, che non è riuscito a condurre in porto alcune riforme, perché dentro la coalizione c'era chi pensava al proprio particolare, pensava che tanto l'opposizione era debole. Meglio una maggioranza meno forte, ma più coesa. Il centrodestra va ricostruito, dice Roberto Maroni a Repubblica, va riformato e la Lega si candida a essere il perno di questa operazione. Insomma, a guidare il centrodestra. Impresa ardua, domanda l'incalzante intervistatore. Cosa le fa credere che possa andare così? Forza Italia e NCD a Roma se le danno di santa ragione, risponde Roberto Maroni. Invece, come nel Veneto, insieme a noi governano la Lombardia. Le coalizioni guidate da me e da Luca Zaia possono diventare un interessante laboratorio politico per la riorganizzazione del centrodestra su basi nuove. Le sembra possibile, con l'aria che tira, chiede Sala? Dopo le elezioni Salvini ha accentuato gli attacchi ai suoi alleati, in particolare all'NCD, senza considerare quel che dice sul ministro dell'Interno sul tema bollente dell'immigrazione. Non c'è niente da fare, risponde Maroni. Se vuol tornare a essere competitivo, il centrodestra deve ripartire da Lombardia e Veneto e in questo processo saranno i governatori di quelle regioni ad assumere un ruolo di forte guida politica. Io ho già cominciato, assolutamente non con un rimpasto di giunta, solo qualche settimana fa abbiamo già provveduto a ritoccare la squadra di governo, dopo la scissione del PDL, Forza Italia e NCD hanno più o meno lo stesso numero di consiglieri, ma in giunta i forzisti avevano 5 assessori e gli altri 1. Ora il rapporto è più equilibrato, 4-2, dice Maroni. Però i risultati delle europee hanno cambiato i rapporti di forza. Ma cosa c'entrano le europee col governo regionale, dice Maroni. E poi il rimpasto l'abbiamo fatto prima delle elezioni perché non ci fossero ripercussioni improprie. Non negherà che c'è un caso Mantovani, dice l'intervistatore, sempre più incalzante. Le opposizioni reclamano la cacciata dell'assessore alla sanità e anche in Forza Italia c'è chi spinge per un avvicendamento. Lo leggo anch'io, dice Maroni, ma a me da Forza Italia non è arrivata alcuna richiesta né segnale. È ovvio, ogni partito è libero di valutare come e con chi stare in giunta e se ci sono problemi può anche chiedere di sostituire un assessore, però a decidere deve essere il presidente. Se me lo chiedono voglio prima conoscere i motivi e sapere chi mi propongono. Anche lei ha criticato Mantovani per quella sua uscita in campagna elettorale quando prometteva posti di lavoro nella sanità in cambio di voti, nel caso specifico per la nipote candidata a sindaco nel suo ex feudo, come l'hanno chiamato, Arconati. Frase infelice, commenta Maroni, e Mantovani si è scusato. Gliel'ho chiesto io di farlo. Dopodiché quella del centro-sinistra mi sembra un'opposizione francamente strumentale. Sulla sanità hanno l'ossessione della discontinuità. Ne ha parlato pure lei, dice l'intervistatore, annunciando la commissione d'inchiesta sugli appalti e prendendo in mano il progetto di riforma. Io sono per l'evoluzione del vecchio modello, dice Roberto Maroni a Repubblica. L'opposizione parte dal presupposto che il sistema di prima fosse delinquenziale. Non ci sto. Bisogna cambiare, lo sto facendo. Ho avviato la commissione di inchiesta e deciso di ridurre a una le 49 stazioni appaltanti. Ho sospeso 3 direttori della sanità indagati e per i quali è stato chiesto l'arresto. E gli altri? L'opposizione alza sempre la voce, il PD dice che non basta, ma è nella natura dell'opposizione. Io al PD chiedo meno polemiche inutili e di essere disponibile a definire insieme a me la riforma della sanità che a giugno porterò in Consiglio. Salvini conclude con l'ultima domanda. L'intervistatore ha scatenato un altro caso prenotando la poltrona di sindaco di Milano e stoppando Lupi. Sì, dice Maroni. Matteo vuole prendere il posto di Pisapia, mi sembra legittimo con tutti i voti che ha preso e se Lupi invoca le primarie io rispondo che va bene, purché si facciano a tutti i livelli, anche per la leadership di un centrodestra nuovo. Così Maroni a Repubblica, a Rodolfo Sala. Adesso vediamo anche le altre prime pagine di oggi. Il Corriere della Sera apre intanto con la crisi in Ucraina, la guerra di Kiev per riprendere l'est del paese, l'est che ha scelto di stare con la Russia essendo russi.
e russofoni, 100 le vittime, per strada anche i morti, strage tra i civili. Il nuovo governo ucraino, quello filo europeo tanto caro agli americani, agli statunitensi, fa strage di cittadini che hanno scelto invece di stare con la Russia in quanto russi. Ultimatum ai ribelli: ritiratevi o sarete colpiti. Persi i contatti con gli osservatori dell'OSCE. Si aggrava dunque, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, il conflitto nell'est dell'Ucraina. Secondo i separatisti filorussi i morti sarebbero 100. Il neopresidente Poroshenko, appena eletto, detta già la linea al governo di Kiev, che ha lanciato un ultimatum ai ribelli: arrendetevi o sarete colpiti. Una mossa che ha sorpreso la Russia, ma anche gli Stati Uniti. Intanto si sono perse le tracce di 4 osservatori dell'OSCE, sarebbero in mano ai separatisti. Commento di Giuseppe Sarcina sull'ambiguità di un oligarca, il nuovo presidente ucraino. Il nuovo corso comincia come il vecchio, nel sangue. Ieri a Donetsk si contavano i morti, forse 100, come sostengono i filorussi. L'altro titolo ha a che fare con Renzi al vertice con i leader europei, tensione sulle nomine, confronto per la nomina del presidente della Commissione e le altre istituzioni. Cameron dice no a Juncker. Cambiamo l'Unione Europea per salvarla, è il titolo che riassume il pensiero di Renzi al vertice con i leader europei. I miei dubbi sul vincitore, cioè Renzi, è invece il titolo del commento di Piero Ostellino in prima pagina sul Corriere della Sera. Il trasformismo, scrive Ostellino, rimane una costante della politica italiana. Oltre il 40% di elettori ha premiato promesse e annunci riformistici di Renzi, producendo un miracolo: la trasformazione del PD e del governo in una sorta di berlusconismo di sinistra, scrive Piero Ostellino. Il ciclone Grillo è stato scongiurato anche con l'aiuto di media, mezzi di comunicazione, che hanno promosso il PD a qualcosa di diverso da ciò che è ed è stato, l'erede culturale del PC, un partito ideologico novecentesco antiriformista marxista, antimodernista e totalitario, per la sua parte russoiana, quella della volontà generale. Il Partito Democratico è diventato con queste elezioni la diga a contrasto dell'estremismo, ma senza il disincantato pragmatismo della vecchia DC. Il modo con il quale ciò è avvenuto però non è incoraggiante per il futuro del paese. Renzi, scrive Piero Ostellino, è un ragazzotto che se la cava bene a chiacchiere, non ha altro da esibire, perciò fa dell'ottimismo della volontà la propria bandiera e la spaccia per programma politico. Ma non pare avere né la preparazione né la forza e la volontà politiche per riformare davvero il paese e liberarlo dal dispotismo burocratico. Insomma, secondo Copione, dopo ogni elezione qualcosa è cambiato affinché nulla cambi. Renzi, sulla scia di Mario Monti, ha aumentato le tasse. Il paese, caduto in una recessione economica devastante, attraversa una crisi culturale dalla quale non si vede via d'uscita. Ora gli italiani, lo erano stati per anni quando ancora credevano in Berlusconi, attendono in privato senza grandi speranze. In pubblico, animati da ottimismo di maniera, attendono che annunci e promesse di Renzi si traducano in fatti. Scriveva Piero Gobetti agli albori del fascismo: la lamentata incultura dei deputati rappresenta l'incultura e la confusione del paese. Le corruzioni demagogiche, le indulgenze verso il parassitismo corrispondono alle nostre condizioni storiche e indicano l'incapacità e l'impossibilità di porre il problema che determinerebbe ogni chiarezza, il problema dell'antitesi fra nord e sud. In sostanza, continuava Gobetti, l'Italia, patria di tutte le ideologie e ribellioni, si riduce a un paese di conservatori. È cambiato qualcosa da allora e dopo 20 anni di fascismo e 70 di democrazia? A me pare di no, scrive Ostellino. Siamo il solo paese al mondo che festeggia una sconfitta bellica e con essa la caduta di una dittatura alla quale aveva dato il suo consenso. I tedeschi non celebrano la sconfitta bellica, che non nascondono di dovere agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica. I tedeschi non festeggiano la caduta del nazismo perché l'hanno elaborata e rimossa, con ragione luterana, dal proprio immaginario e cancellato con essa il relativo senso di colpa. Noi, continua Ostellino, continuiamo a celebrare la caduta del fascismo, il nostro peccato originale del quale non ci siamo ancora liberati, peraltro senza aver riflettuto su ciò che il fascismo è stato
e quanto di esso ancora rimanga nelle istituzioni e nel modo di pensare. Il 25 aprile è diventata una sorta di confessione collettiva e liberatoria perché celebrata in perfetta sintonia con l'altro totalitarismo, il comunismo. Il mestiere che faccio, scrive Piero Ostellino, è un ottimo osservatorio per capire gli umori dei miei concittadini. Molti di quelli che si credono forza motrice del progresso ripetono ogni versione ufficiale dei fatti correnti divulgata dai media. Abbiamo il sistema informativo più antinomico che ci sia nella democrazia. Siamo individualmente, collettivamente incapaci di esercitare lo spirito critico e, come diceva Gobetti degli italiani della sua epoca, non sappiamo fare opposizione. Facciamo solo la fronda e poi votiamo Mussolini. Il mito dell'uomo della provvidenza ha accompagnato gli ultimi 3 governi, Monti, Letta, Renzi, nati non da libere elezioni, ma per partenogenesi del Presidente della Repubblica, diventato un monarca costituzionale, un po' per ambizione personale, molto per dilatazione materiale della Costituzione, parecchio pasticciata di suo. In conclusione, scrive Piero Ostellino, non saranno il successo di Renzi e la sconfitta di Grillo a salvarci, ci vuole altro. Dalla scuola secondaria all'università, dall'ordinamento giuridico al sistema politico alla cultura, gli è tutto da rifare, come diceva la buonanima di Bartali, ma non si vede chi e come lo possa fare. Uno che assomiglia a Bartali non c'è e di certo Renzi non è, diciamo, Coppi, ma neppure Magni. Così Piero Ostellino in prima pagina sul Corriere della Sera. Mentre, ancora dal Corriere, noi sconfitti, ora autocritica, le elezioni scuotono i 5 Stelle. Gelo di Alfano per Berlusconi che torna a guardare alla Lega. Una settimana per cambiare rotta, i 5 Stelle sconfitti alle urne si sono dati 7 giorni per confrontarsi tra parlamentari, scegliere nuove strategie con Grillo e Casaleggio, tentare la svolta, magari con l'inglese Farage, con il quale allearsi da parte dei 5 Stelle in Europa. Intanto Berlusconi ora guarda alla Lega. È una delle novità del dopovoto. Bisogna saper perdere, il titolo invece del commento di Gian Antonio Stella sul Movimento 5 Stelle. Non sa vincere, non sa perdere. Lo sfogo di Grillo contro l'Italia di generazioni di pensionati, ha detto Grillo, che forse non hanno voglia di cambiare, di pensare ai loro nipoti e ai loro figli, ma preferiscono stare così, somiglia a una battuta di Corrado Guzzanti. Se i partiti non rappresentano più gli elettori, cambiamoli sti benedetti elettori. E ancora dal primo piano del Corriere della Sera, caso Geithner, la Procura di Roma apre un'inchiesta sul complotto europeo per far cadere Berlusconi, dopo la denuncia della deputata di Forza Italia Micaela Biancofiore. Un complotto dell'Unione Europea contro Berlusconi per costringerlo a dimettersi nel novembre 2011. È il sospetto della magistratura, che ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato e senza indagati sulle memorie dell'ex ministro del tesoro statunitense Geithner, contenute in un libro uscito un mese fa. Ha scritto Geithner che durante la riunione del G20, in quel drammatico autunno 2011, quando l'euro era a un passo dal fallimento, era stato avvicinato Geithner da alcuni funzionari europei che gli avevano proposto un piano per far cadere Berlusconi. Volevano che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti del Fondo Monetario all'Italia fino a quando non se ne fosse andato. Richiesta, ha rivelato Geithner, ritenuta sia da lui sia da Obama inaccettabile. Queste affermazioni hanno scatenato il terremoto. La deputata Biancofiore e l'associazione Tribunale Dreyfus hanno presentato denuncia al procuratore della capitale, che procede dunque per un atto dovuto, cioè finirà in nulla ovviamente sta specie di favola. Mentre parla Bersani, a Matteo serve umiltà, dice l'ex segretario del PD. A chiudere la prima pagina del Corriere, Sergio Rizzo che si occupa del concorsone per i vigili a Roma, buste trasparenti, commissioni svanite, 4 anni d'attesa, l'odissea di 2671 ragazzi che hanno partecipato a un concorso per 300 vigili a Roma, concorso sospeso. Sul sito internet del Comune di Roma è scritto che i lavori della commissione esaminatrice sono sospesi dal maggio 2013. Da oltre un anno i compiti chiusi in cassaforte, in attesa che qualcuno si decida a mettere fine a una vicenda che sa di beffa. Concludiamo con Vittorio Messori in prima pagina sul Corriere della Sera.
Il giornalista e scrittore cattolico si occupa di Francesco I e Benedetto XVI, il regnante e l'emerito. Perché abbiamo davvero due papi? Perché Ratzinger, ci spiega Messori, non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due papi. La scelta di Benedetto XVI, quella di pregare e lavorare a stretto contatto con la Chiesa. Rinunciando al suo mandato, ha cessato di esercitare solo il suo potere di governo e di comando sulla Chiesa, che gli era stato conferito dal conclave. Peraltro, il Papa I, ovvero Francesco, ha in sostanza detto che non ce ne sarà mica solo uno di papi emeriti, ce ne saranno di più, un bel po'. C'è democrazia dunque anche nel papato, fine del mito dell'uomo solo al comando, per rimanere alla metafora usata da Ostellino in chiave ciclistica, mentre chiudiamo dal Corriere della Sera con l'articolo di fondo firmato dal professor Ernesto Galli della Loggia, le origini di una svolta, la corsa parallela di Renzi e Grillo. Vediamo un po'. Se oggi l'Italia è l'unico fra i maggiori paesi europei che vede contemporaneamente un forte successo della sinistra e del governo di cui essa è parte preponderante, ciò si deve a una serie di fatti peculiari nel panorama continentale avvenuti negli ultimi 36 mesi. Il motore della svolta non è stato Renzi, bensì il combinato disposto Renzi-Grillo, il combinato disposto del loro operato, benché involontario. È più che giusto oggi irridere all'errore clamoroso commesso in campagna elettorale da Grillo, ebbro di narcisismo parossistico aggressivo, ma resta il fatto che senza Grillo molto probabilmente non ci sarebbe stato neppure Renzi. Tutto comincia nel 2012, scrive Galli della Loggia. Mario Monti, dopo le prime settimane di governo in cui vara provvedimenti necessari per salvare il paese dalla bancarotta, comincia a mostrare la sua inconsistenza politica. L'uomo si segnala per una sua albagia che ne fa in breve una sorta di caricatura di quelle élite che ormai si avviano a diventare il bersaglio di una protesta che dilaga in tutta Europa e che in Italia si incarna in Grillo. Ma a differenza di ciò che accade in Europa, la protesta antisistema grillina non si ancora a destra, bensì a sinistra. Potrà dispiacere a chi ama vedere il fascismo dappertutto, potrà disturbare chi è convinto che a sinistra possano albergare solo l'urbanità dei modi, la profondità dei ragionamenti, l'eleganza dell'eloquio, ma è così. Ed è qualcosa di peculiare. Per i suoi contenuti e i suoi accenti, la retorica dei 5 Stelle ha un marchio inconfondibilmente di sinistra. Tant'è vero, scrive Galli della Loggia, che sarà destinata a far presa proprio su quell'elettorato. Intanto però è avvenuto un secondo fatto, senza riscontro anch'esso in Europa. Molto coraggiosamente un giovane esponente periferico del PD, del tutto isolato, questa è bella, del tutto isolato, come se qualcuno si mette a un certo punto a far politica e arriva alla presidenza del Consiglio del tutto isolato. Comunque un giovane esponente del PD del tutto isolato ha lanciato la sfida all'establishment del suo partito, che non ha saputo far niente di meglio che adagiarsi nel tran tran ectoplasmatico del governo Monti. Giunti alle primarie, la macchina del partito in mano al segretario Bersani lo schiaccia. Nell'ottobre 2012 per Renzi tutti i giochi sembrano rimandati. E invece si riaprono inaspettatamente dopo pochissimi mesi. Accade che il PD bersaniano non vince, cioè perde clamorosamente le elezioni politiche. Le perde perché una parte dei suoi elettori reali o potenziali si fa attrarre dal Movimento 5 Stelle. Questi elettori hanno nulla di eversivo e di fascista, sono arrabbiati, hanno idee confuse e approssimative, ma sono orientati a sinistra. Non a caso l'ormai azzoppato Bersani cercherà inutilmente di convincerli ad appoggiare il suo governo. È proprio il successo di Grillo nei confronti del PD il fatto cruciale che rimette in gioco Renzi, il quale solo a quel successo deve, se nel giro di pochissimo diventa l'unica speranza, eccetera, eccetera. Il resto del piacere della lettura del pezzo di Galli della Loggia non ve lo posso togliere, quindi ve lo lascio alla lettura individuale di ciascuno che ne abbia voglia. Intanto vediamo il primo piano del Corriere della Sera, che si apre con le euronomine, la corsa in salita di Juncker per la presidenza della Commissione europea, il no di Cameron su di lui, Angela Merkel apre ad altre soluzioni, mandato esplorativo a Van Rompuy.
L'Europarlamento non vuole più limitarsi ad approvare il presidente della Commissione, socialisti e popolari alleati a favore di Juncker. I socialisti pretendono per il tedesco Schulz una carica rilevante nella Commissione. Il liberale Verhofstadt vorrebbe anche lui una poltrona. Mentre c'è l'asse con Angela Merkel, la tentazione di Matteo Renzi, la nuova forza dell'Italia, ipotesi e negoziati fra leader. Le strategie di Renzi, raccontate dal Corriere della Sera in questi termini: cambiamo l'Unione per salvarla, dice il Premier che cerca sponde per le riforme. Non sono i nomi la cosa più importante, prima decidiamo cosa fare. Il Premier mette sul tavolo il suo peso politico, scrive il Corriere. Vertice di Renzi al Quirinale per la strategia europea e Napolitano si è fatto sfuggire la frase ieri: una donna presto al Quirinale. Penso che dopo di me dovrebbe esserci una donna. Intanto racconta ancora il Corriere: il ciclo delle politiche di austerità economica può davvero chiudersi così come la tentazione dell'aumento delle spese, il sentiero della crescita, il rispetto del vincolo del 3%, la richiesta di allargare i parametri per gli investimenti. Cosa può accadere dopo il voto di domenica? Da Francoforte, dalla Eurotower, dalla Banca Centrale Europea, intanto il presidente Mario Draghi propone, lancia, annuncia, promette un piano per le piccole imprese. Manterremo l'obiettivo del 2% di inflazione, dice intanto la Banca Centrale Europea. E ancora dal primo piano del Corriere, la nuova strategia sulle riforme e il confronto in Parlamento, tornando alle cose italiche, tempi meno serrati, dibattito in aula anche col Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti. La nota di Massimo Franco, la nota politica, centro-destra tra governo e Lega Nord. Le tensioni dentro Forza Italia gettano un'ombra sulle riforme. E poi l'intervista di Aldo Cazzullo all'ex segretario PD Bersani: a Renzi serve umiltà, ma lui lo ha capito. Noi nuova democrazia cristiana, c'è un paese diviso da tenere insieme, dice Bersani. Sono grato a Matteo, con la campagna elettorale mi ha ridato la salute. Deve capire Matteo Renzi che ha voti da chi ce l'ha con la CGIL, ma pure dalla CGIL. L'Italia non è un'orchestra felliniana, bisogna parlarsi. Il Premier è stato bravissimo, dice ancora Bersani, ha trovato un'empatia con un paese impaziente e ha mandato un messaggio di cambiamento senza avventura. La prossima elezione per il Quirinale sarà meno difficile, ci sarà lealtà. Così il Corriere riassume la chiacchierata con Bersani. E poi ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, dal primo piano anzi, il malessere dei 5 Stelle, critiche anche a Grillo, 7 giorni per cambiare rotta, e molti condividono le parole dure di Pizzarotti. Sempre poi a proposito di politica interna, Berlusconi tende la mano a Salvini, no di Marina Berlusconi alla discesa in campo. La figlia dell'ex premier dice: il dibattito su di me ostacola il rinnovamento in Forza Italia. Intanto Alfano gela Berlusconi sulla riunificazione. La vedo molto difficile. Ci pensa Marina Berlusconi a togliere un argomento dal tavolo di discussione. Ha detto Marina che la sua discesa in campo non ci sarà. Per quanto riguarda invece il discorso Berlusconi-Lega, vediamo cosa racconta il Corriere della Sera. Poco e nulla, insomma, Berlusconi tende la mano a Salvini. Poi c'è la questione del complotto anti-Berlusconi, di cui abbiamo già detto. E poi ancora, in 17 città, siamo alle amministrative, il verdetto rinviato al ballottaggio. Ai democratici subito 7 capoluoghi, ma a Livorno e a Modena lo spareggio contro i 5 Stelle. Livorno, città rossissima, storicamente fu anche fascistissima peraltro. Comunque Livorno, città rossissima da decenni, e Modena vanno allo spareggio al ballottaggio contro i 5 Stelle, PD 5 Stelle. Giovanardi, l'ex ministro a Modena, ha preso il 4% come candidato sindaco e il centrodestra diviso manca il secondo turno. E ancora dal Corriere della Sera, per la pagina degli esteri, andiamo a farci un giro in Francia, dove il centrodestra dell'UMP, insomma il partito che fu di Sarkozy, è allo sbando. Ombre su Sarkozy, lascia il delfino di Sarkozy, Copé, Jean-François Copé, lascia il partito per un'inchiesta su fondi alla società Big Malion e fatture false. Copé ieri mattina ha lasciato la guida del partito di Sarkozy, dell'UMP.
50 anni, uomo dal percorso finora impeccabile, Copé sognava di diventare Presidente della Repubblica. Intanto però l'inchiesta lo ha travolto. A febbraio il settimanale Le Point ha rivelato che la società di comunicazione Big Malion, fondata da due amici di Copé, aveva intascato dall'UMP e dal partito guidato da Copé stesso 8 milioni di euro per l'organizzazione di comizi di Sarkozy nel 2012. Copé, all'epoca direttore della campagna elettorale di Sarkozy, viene sospettato di avere dato il monopolio a Big Malion per aiutare i suoi conoscenti o magari se stesso. Il 14 maggio Libération rivela che l'UMP ha pagato in realtà a Big Malion la somma colossale di 18 milioni di euro per 70 eventi, molti dei quali inesistenti. Le fatture, a questo punto false, sarebbero state intestate al partito, all'UMP e non a Sarkozy, per mascherare lo sforamento del tetto alle spese elettorali previsto dalla legge. 2 giorni fa, all'indomani del terremoto delle europee, Front National vincente, il tesoriere del partito Lavrieux si presenta in TV per confessare, piangendo, che nel 2012 il treno era lanciato a tutta velocità e chi avrebbe dovuto tirare l'allarme non lo ha fatto. Il partito è travolto, Copé resta per gli affari correnti fino al 15 giugno, verrà sostituito da un triumvirato. Tempesta perfetta, scrive il Corriere della Sera. La sinistra al governo umiliata dal voto europeo. Il presidente Hollande più debole che mai e la destra, che dovrebbe approfittarne, sfasciata dallo scandalo e dalla guerra tra correnti. Tra queste macerie, Marine Le Pen si fa largo trionfante verso le presidenziali del 2017. Ancora dal Corriere della Sera torniamo alle questioni italiane e alla vicenda che riguarda l'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini con la moglie Martina Hauser che fa l'assessore in Calabria. Spalloni e nome in codice, il conto pesce, così Clini rubava i soldi del Ministero dell'Ambiente dove è funzionario da tanti anni. 4 passaggi esteri e poi i soldi arrivavano a destinazione. Conto corrente numero 02 47 67 80 51, aperto presso la filiale di Lugano della banca UBS e intestato direttamente a Corrado Clini. Nome in codice del conto corrente Pesce. Celandosi dietro lo pseudonimo Pesce, l'ex ministro dell'Ambiente pensava forse di farla franca, scrive Luigi Ferrarella, anzi Fiorenza Sarzanini. E invece sono state proprio le autorità svizzere a denunciare l'irregolarità di 8 bonifici per un totale di 1.020.000 euro ordinati tra 2008 e 2011. Le autorità elvetiche hanno contestato il reato di riciclaggio. Alla fine le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza hanno convinto i giudici a far scattare l'arresto dell'ex ministro Clini, anche perché il denaro proveniente dai fondi pubblici stanziati per l'Iraq potrebbe essere solo una parte dei finanziamenti che Clini ha stornato per sé nell'ambito di numerosi progetti internazionali gestiti nel suo incarico di direttore generale del Ministero dell'Ambiente. La Procura di Roma sta indagando su flussi finanziari che superano l'astronomica somma di 215 milioni di euro e ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata a corruzione anche nei confronti della moglie dell'ex ministro Clini, Martina Hauser, assessore comunale a Cosenza e, dice l'accusa, destinataria di alcuni contratti di consulenza proprio grazie al marito. Il paravento individuato dai finanzieri, guidati dal colonnello Lancerin, era il progetto New Eden, affidato alla Nature Iraq per lo sfruttamento dei fiumi Tigri ed Eufrate, investimento del governo italiano, 54 milioni di euro per il Tigri e l'Eufrate. Una segnalazione arrivata lo scorso anno dalla polizia tributaria olandese accusa la società GBC di aver emesso fatture false in favore della ONG, dell'organizzazione non governativa. Le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza confermano il sospetto. Scrive il giudice nell'ordinanza di arresto dell'ex ministro Clini e del suo socio Augusto Calore Pretner che le somme erogate dal governo italiano
confluivano nei conti correnti intestati a Nature Iraq e Iraq Foundation. Dagli stessi conti erano tratti i bonifici con cui le società pagavano le fatture emesse nei loro confronti dalla GBC, per un totale di 3.424.000 euro. In realtà la GBC non ha svolto alcuna attività, i documenti contabili solo pezze d'appoggio per creare provviste di denaro da destinare a Clini e ai suoi presunti sodali. Il provvedimento giudiziario ricostruisce i successivi passaggi di denaro. La società olandese Orient Invest emette fatture per un totale di 3.251.000 euro, che la GBC paga su un conto corrente aperto a Dubai, tenendosi una percentuale del 5%. A sua volta la Orient Invest trattiene una percentuale del 2% e bonifica 3.172.000 euro su un conto aperto presso l'UBS di Lugano, intestato alla società di dominio caraibico Cool Shade Enterprise. È la tappa cruciale, scrive Sarzanini, perché quest'ultima azienda fa capo a Pretner, il socio di Clini, e serve allo smistamento delle somme che puntualmente avviene, sia pur con un frazionamento per sfuggire ai controlli, il che evidentemente non basta. Dopo un ulteriore passaggio sul deposito messo a disposizione da un mediatore svizzero, i soldi arrivano su 3 conti con un'intestazione in codice. Sole è il socio di Clini, Pretner, e prende 2.300.000 euro. Schiavo è Luciano Mascellani, signore poi morto, al quale risultano bonificati 120.000 euro. Pesce è invece Clini, che riceve 1.020.000 euro. Ma ben più alte le somme che l'ex ministro Clini avrebbe ricevuto grazie ai progetti di cooperazione internazionale avviati in Cina e in Montenegro. La compagna di Clini, la moglie di Clini, l'assessora a Cosenza, era l'ex moglie di un ministro montenegrino. Dunque Clini avrebbe lucrato sui progetti di cooperazione internazionale avviati in Cina e in Montenegro per la riqualificazione ambientale di vaste aree. Gli inquirenti sospettano che lo stesso sistema usato per l'affare iracheno sia stato adottato per Cina e Montenegro, e calcolando che la percentuale presa attraverso la New Eden supera il 5%, l'ammontare totale delle mazzette potrebbe superare i 10 milioni di euro, denaro che l'ex ministro Clini avrebbe spartito con la moglie e con altri soci disponibili a mettere a disposizione società per emettere false fatture. Il 12 ottobre 2013, quando i magistrati lo convocano per contestargli irregolarità relative ai rapporti del ministero con la ONG Nature Iraq, Clini dichiara: «Prendo atto dei documenti che mi vengono mostrati, ma non so nulla. In ragione del mio incarico di direttore generale al Ministero, prenderò i necessari provvedimenti a tutela dello Stato italiano». In realtà, i soldi erano già al sicuro sui suoi bei conti correnti italiani. Il conto svizzero è stato infatti svuotato il 4 agosto 2011, trasferendo i soldi su un altro conto attraverso 18 bonifici intestati alla società freelance riferibile a soggetti intermediari finanziari dediti al trasporto di valuta contante. Sono i cosiddetti spalloni che Clini ha evidentemente deciso di utilizzare anche per sfuggire al fisco. Questa è la storia che sembrerebbe incredibile, ma che ha un motivo forse comune a tanti soggetti: la passione per il denaro, anche quando è pubblico, anzi specie quando è pubblico come in questo caso. Evidentemente, garantisti tutti, per carità, però conti correnti trovati riconducibili al ministro, la situazione non sembra tanto campata per aria. Il denaro, questa benedetta cosa che nei suoi minimi termini è fondamentale e indispensabile, specie per chi non viene pagato, ma evidentemente superata la soglia della sopravvivenza e della necessità, c'è chi ne ha sete smisurata, fame smisurata di quattrino. Ha preso 80 milioni ed è scappato, titola ancora il Corriere della Sera. Siamo all'indagine sui prestiti facili della Cassa Risparmio Genova e dell'ex presidente Berneschi, detto il Magro. Magro da un punto di vista fisico, ma per quanto concerne la saccoccia molto grasso. Berneschi nelle intercettazioni dice: facciamo rientrare i soldi irregolari.
Nuove accuse per bancarotta, indagato anche un ex deputato di Forza Italia. Il presidente al telefono tratta sul compenso da concedere a chi trasporta la valuta, come una valanga che rotola a valle e si ingrossa, scrive Erika Della Casa da Genova per il Corriere della Sera. Sono così le indagini sull'ex presidente della Cassa Risparmio Genova Giovanni Berneschi ai domiciliari con l'accusa di aver truffato la sua banca. Ieri la Procura di Savona ha concluso le indagini su bancarotta fraudolenta per 400 milioni di euro dell'imprenditore costruttore Andrea Nucera, scappato ad Abu Dhabi, latitante. In un'intercettazione Ferdinando Menconi, ex manager assicurazioni Cassa Risparmio Genova, parla dei prestiti facili e commenta: Nucera, sono pezzi da 90, ha preso 80 milioni e se ne è scappato. La cifra è quasi esatta. Nella relazione di Banca Italia Nucera ha avuto 70 milioni di euro, 64 da Carige e gli altri da Carisa. Per questo non solo Giovanni Berneschi e l'ex direttore generale della banca La Monica sono indagati per concorso in bancarotta fraudolenta, ma i magistrati hanno allargato la rosa degli indagati a 34 nomi, buona parte in ambito bancario. Un terremoto, una raffica di avvisi di garanzia, il sistema dirigenziale della banca Carige finisce nella bufera. Lasciamo il Corriere della Sera prima di andare in pubblicità con ancora un paio di segnalazioni rapide dalle pagine di cronaca. Tram, autobus e metro, il servizio peggiora ma il biglietto rincara del 67% in 12 anni. Aumenta il traffico privato in città, 61 auto ogni 100 abitanti. E ancora dal Corriere della Sera, pagina 29, l'ultima segnalazione sul rischio caos per la rata della Tasi, in bilico tra il rimando a settembre e il rimando a ottobre. Lasciamo il Corriere, poi vedremo solo un paio di quotidiani che si occupano dell'altra questione che riguarda la nostra tasca di contribuenti e la casa e gli immobili, cioè la riforma del catasto. Ne parlano soltanto il quotidiano nazionale Il Giorno e Libero, se non vado errato, ma poi vedremo. Comunque sono solo due quotidiani il Sole 24 Ore, chiedo scusa. Il Sole 24 Ore si occupa della riforma del catasto, ne parleremo dopo. Intanto in cronaca milanese del Corriere della Sera, Pisapia frena Salvini e Lupi. Loro sono divisi, dice il sindaco di Milano, nel 2016 sindaco di centrosinistra. Dopo il successo di Salvini e la sua candidatura alla poltrona di Palazzo Marino, parla Pisapia. Il centrodestra intanto si è dimezzato dal 2008. La teoria della frammentazione non basta a spiegare il tracollo, scrive il Corriere. La corazzata del Popolo della Libertà nel 2008 a Milano contava su 284.000 voti, mentre oggi, anche a voler riunire quel che è diviso, Forza Italia, Nuovo Centrodestra di Lupi e Alfano e Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, la somma dei voti di questo centrodestra che non esiste più è comunque inferiore. Domenica scorsa le tre formazioni hanno raccolto in tutto 140.000 consensi contro i 284.000 di una volta. Mentre il vicepresidente della giunta Maroni, assessore alla salute Mantovani, non lascia perché dice: ho la fiducia di Berlusconi. E infine 3 ragazzotti la cui nazionalità non è indicata, un ventenne, un diciannovenne, 2 ventenni, un diciannovenne e un diciassettenne, quindi 4 ragazzotti. Siccome si annoiavano, che facevano? Camminavano sulle auto sfasciandole. Danneggiate 21 vetture in via Murat a Milano. 3 ragazzi arrestati, 1 denunciato. Quando i carabinieri li hanno bloccati, hanno detto: ci annoiavamo, non sapevamo cosa fare. Meno male che si sono limitati alle auto, perché potevano anche decidere di spaccare qualche cranio, essendosi annoiati. Nel frattempo, sempre dal Corriere in cronaca di Milano, 5 Stelle, l'exploit e il crollo, persi 350.000 elettori in un anno in Lombardia. Il movimento è stato tradito da un elettore grillino su 3, pesa anche l'astensione. Intanto sulle amministrative a Bergamo, l'ex spin doctor di Renzi e numero 1 di Canale 5 Giorgio Gori, candidato per il PD, ringrazia e punta sull'immagine, mentre il sindaco uscente di centrodestra, Tentorio, cerca i voti della periferia. Il centrosinistra è avanti di 3 punti e dice no agli apparentamenti. Con ciò lasciamo la cronaca milanese del Corriere
E andiamo sul Giornale, che racconta invece una storia in piccolo, una piccola storia milanese ma significativa. A un certo punto di via Friuli a Milano c'è una via laterale, una bellissima cascina che era abbandonata da tantissimi anni, la cascina Cuccagna, una cascina in piena città, molto molto bella, ma lasciata lì. A un certo momento viene rimessa a posto. I nuovi padroni, tutti compagnissimi, ne fanno un'occasione di business, giustamente, ma non pagano i fornitori. La cascina è una cuccagna, i fornitori e chi ha lavorato per ristrutturare questa bellissima cascina. La cascina Cuccagna, giusto appunto, una cuccagna per pochi, racconta il cronista giudiziario del Giornale Luca Fazzo. L'albero della cuccagna, nelle fiere di paese, era un imbroglio, scrive Fazzo. In alto c'era il ben di Dio, ma arrivare a impadronirsene era quasi impossibile. Sarà colpa del nome? Sta di fatto che anche la bella storia della cascina Cuccagna, complesso agricolo in via Friuli a Milano, fuori Porta Romana, recuperato a nuova vita, sta finendo malamente. Cittadini qualunque, volontari e associazioni si erano rimboccati le maniche per recuperare con la benedizione del comune questa struttura bellissima ma diroccata. Ora infuriano le polemiche e investono il gruppo dirigente della società che gestisce la cascina. Il gruppo dirigente è espressione della sinistra più chic della città. Il presidente è Andrea Di Stefano, giornalista candidato alle primarie del PD per le regionali 2011. Insieme a lui, a guidare la Cuccagna, intesa come cascina, ci sono l'ex parlamentare comunista Anna Catasta e il rifondarolo Carlo Rutigliano, nonché l'ex direttore artistico del Milano Film Festival Beniamino Saibene. Sul gruppo dirigente della Cuccagna si sta abbattendo in questi giorni la rabbia di una lunga serie di artigiani e di cittadini che hanno lavorato al recupero della cascina in questi anni e che si sono ritrovati bidonati. All'appello mancano 500.000 euro. Secondo quanto scrive una delle vittime, il restauratore Juan Carlos Usellini, il consiglio direttivo della cascina Cuccagna, insediatosi 2 anni fa, ha versato solo l'8% del debito totale in questi 2 anni. Per molti la situazione è insostenibile, ma il consorzio continua a ripetere che soldi non ce ne sono. Lo dicono tutti i ladri, che soldi non ce ne sono di solito, perché li hanno presi loro e li hanno messi da un'altra parte. E non pagano chi deve essere pagato. Noi vediamo però che il ristorante che c'è nella cascina Cuccagna, un ristorante molto ben recensito, poi non a caso dai compagni giornalisti, Un posto a Milano si chiama, il ristorante funziona a pieno regime, si susseguono attività e investimenti in cascina, dice Juan Carlo Susellini, uno dei non pagati, e non ultimo c'è l'apertura di un ostello. Dell'ostello e del ristorante sarebbe socio lo stesso Saibene, l'ex direttore artistico del Milano Film Festival, che siede anche nel consiglio direttivo della cascina Cuccagna. È incredibile che anche l'amministrazione comunale possa cedere un suo immobile per fini sociali e questo diventi una realtà che produce profitto per qualcuno e non paga i debiti per chi ha lavorato, scrive giustamente Juan Carlo Susellini, giustamente a leggere queste argomentazioni. Si difenderanno i compagni imprenditori a spese pubbliche. Il grido di dolore dei bidonati è stato rivolto anche alla assessora Lucia De Cesaris, assessore al demanio del comune, che ha concesso in uso la cascina al consorzio dei compagni. Non sono fatture che deve saldare il comune, gli ha risposto l'assessora, ma a commentare le proteste degli artigiani in queste ore è anche buona parte dei frequentatori della cascina, che si proclamano delusi dalla deriva commerciale e in chiave business di un progetto che era nato sotto un altro spirito. C'è chi protesta per la qualità del ristorante, è diventato infrequentabile per costo e servizio. Chi denuncia il clima generale? Ci sono tutti i nomi della miglior Milano di sinistra, chic, slow food, equo solidale. Quelli che vincono appalti di qua e di là per ogni iniziativa culturale milanese. L'ambiente in cui magari si vendono prodotti bio e poi non pagano i fornitori. Il tam tam va avanti da giorni, i vertici della cascina Cuccagna per ora tacciono e la Cuccagna prosegue per i furbacchioni che dicono che i soldi non ci sono perché se li sono magnati loro.
Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, Black
E allora, visto che vogliamo bene alla nostra radio e ci siamo tutti affezionati, invece di bere il caffè della concorrenza, che magari chissà cosa penseranno anche da un punto di vista così della Lega, allora diamo lavoro alle aziende padane, diamo lavoro a chi sul territorio si impegna, ma soprattutto sosteniamo la nostra radio. E allora, mi raccomando, fate subito l'800 22 20 20, perché andrete a risparmiare tanti soldi, andrete a bere un caffè buono e cremoso come quello del bar, riceverete la macchina gratis, che è una cosa importantissima, ma soprattutto andremo anche a sostenere la nostra radio. E allora chiamate subito l'800 22 20 20 e buon caffè a tutti. Come dice il produttore di caffè, visto che amiamo la nostra radio, continuiamo la rassegna stampa. Dalla prima pagina della Stampa di Torino, prima sfida Renzi-Merkel, dice il Premier: ho battuto i populisti, ma dobbiamo cambiare l'Europa. Intanto la cancelliera, cioè la signora Merkel, accoglie l'italiano con una frase: ecco il matador. Pensava fosse spagnolo Renzi, non fiorentino. A luglio l'incontro con Barack Obama, naturalmente Renzi Obama, anzi Matteo Barack, mettiamola così, mentre Angela e Matteo sono contro Le Pen e Putin. È l'analisi di Gianni Riotta nell'articolo detto di fondo della Stampa di Torino. In prima pagina sulla Stampa abbiamo anche il lungo pezzo di Elisabetta Gualmini, che mi pare sia presidente dell'Istituto Cattaneo di Bologna, su Renzi che non sfonda nel centrodestra, perché i voti Renzi li ha acchiappati da ciò che era il partito di Mario Monti, Scelta Civica. Il PD ruba consensi al Movimento 5 Stelle e resta immune dall'astensionismo. Mentre c'è un'intervista quasi patetica, a dire il vero, a Corrado Passera, il quale osserva: il PD ha fatto un gol a porta vuota, troppo facile la vittoria di Renzi, Forza Italia è al disfacimento e per il centrodestra eccomi qua, ci sono io per guidare, federare i moderati. È la 44esima volta che Passera si propone come leader di qualcosa che somigli o che erediti i voti del centrodestra. Insomma, come leader del centrodestra si è già proposto 8 volte Passera in varie interviste tra Corriere, Stampa e Repubblica. Per il momento non se l'è filato nessuno, però non è da sottovalutare, perché i rapporti del mondo bancario con certa politica anche insospettabile sono forti, per cui qualche sortita di nuovo c'è da attendersela da parte di colui che è stato il numero 1 della più importante banca italiana, Intesa San Paolo, e che ha intessuto, grazie sempre al dio Quattrino, i rapporti anche con immacolati all'apparenza leader politici. Comunque, sempre dalla Stampa di Torino, in primo piano c'è l'intervento dell'ex premier Tony Blair, che ha veramente trovato un filone d'oro, ha scoperto un filone aureo favoloso dopo essere stato premier, quello delle conferenze, degli articoli, degli incontri. Viene pagato uno sproposito per le conferenze che fa, poi magari scopriamo che è un benefattore straordinario, però incassa cifre favolose per spandere parole, come quelle sulla Stampa di oggi: dalla Nigeria allo spettro dell'islamismo, è il titolo del pezzo. Naturalmente l'ideologia di Boko Haram, il gruppo islamista che ha rapito 300 ragazze nigeriane e tanto altro, e che non è isolato nel continente africano dove l'Islam si va diffondendo. Naturalmente questo tipo di Islam non è quello giusto, perché il Corano è un magnifico testo, favoloso e fantastico, e queste sono solo delle derive, che peraltro si stanno diffondendo, scrive Blair, in maniera pericolosa lungo tutta l'Africa. Per scrivere queste ovvietà miste a falsità, il signor Tony Blair guadagna cifre fantastiche, gli va dato atto, molto bravo. È una Vanna Marchi, diciamo così, della politica. La mia ammirazione, e credo quella delle persone razionali, va a costoro che sono in grado di fare una montagna di soldi per attività a volte inutili, a volte truffaldine, a volte dannose, però in ogni caso per attività che sarebbero trascurabili. E se riescono a cavare oro dalle rape e per le teste di rape, tanto d'ammirazione. Vanna Marchi e Tony Blair bisogna fargli 2 monumenti per ciascuno. Comunque, al di là della Vanna Marchi britannica, a pagina 2, 3 e 4 della Stampa abbiamo Renzi a Bruxelles. Ora dobbiamo cambiare l'Europa, è la parola d'ordine del Presidente del Consiglio italiano.
Poi c'è il presidente della comunità ebraica romana Riccardo Pacifici che si rivolge a Matteo Salvini: la Lega stia lontana da Marine Le Pen perché è anti-ebrea, antisemita, come tutti sanno. E sempre a pagina 2 della Stampa c'è il responsabile economico del PD Filippo Taddei, il quale dice che in Europa si possono introdurre regole più flessibili e bisogna anche dire sì agli eurobond, cioè ai buoni pubblici, ai titoli di Stato non più emessi dai singoli Stati, ma emessi in sostanza sotto il cappello europeo dell'intera Europa. A pagina 3 c'è il retroscena di Marco Zatterin da Bruxelles su Cameron contro Juncker, l'abbiamo già visto, e a pagina 4 della Stampa: a Bruxelles solo 4 sì per Marine Le Pen. Il Front National cerca alleati, per formare un gruppo in Parlamento servono 25 deputati, ma da almeno 7 paesi. A Marine Le Pen ne mancano a quanto pare 2. Sempre poi dal quotidiano torinese: truffe internazionali, in Svizzera il tesoro dell'ex ministro Clini. Da Roma nuove accuse di associazione per delinquere, 1.020.000 euro, la cifra che l'ex ministro Clini aveva depositato, come abbiamo visto prima, con 8 bonifici in Svizzera sul conto denominato Pesce. Il pesce è finito nella rete, a quanto pare 200 milioni e passa 215. Si indaga su questo fiume di denaro elargito dal Ministero dell'Ambiente per interventi in Cina. Ma la Stampa dedica un servizio di Grazia Longo anche alla coppia, l'ex ministro Clini con la compagna Martina Hauser, già moglie del ministro dell'Interno del Montenegro Anđija Jovićević, il gran commì verde, cioè appunto Clini, e l'assessora Martina Hauser. Amore e affari tra Cosenza e Pechino. Per i PM i due avrebbero gestito insieme le operazioni illecite. La donna era stata scelta per lo sviluppo sostenibile dal sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. In precedenza era stata sposata col ministro dell'Interno del Montenegro. Nominato ministro, Clini raggiunse la compagna che inaugurava un canile municipale. Secondo i magistrati, Clini si sarebbe garantito cospicue tangenti anche in Cina e in Montenegro, su un fiume di denaro di 215 milioni, quelli perlomeno sotto indagine. Che ambientino, commenta il vice direttore della Stampa, Massimo Gramellini, a proposito della vicenda Clini. False fatture, conti cifrati in Svizzera con nomi creativi, Pesce e Sole. Il coinvolgimento di una femme fatale, la compagna del ministro Clini, che a Cosenza fa l'assessore alla sostenibilità ambientale e, a parere degli inquirenti, si sosterrebbe benissimo da sola, molto meglio dell'ambiente. La vera sfida su cui si giocherà la renzitudine di Renzi nei prossimi mesi è esemplificata da questa vicenda, la vicenda Clini, scrive Gramellini. Perché? Perché il socialista Clini è direttore generale del Ministero dell'Ambiente dal 91. Perfino un santo cederebbe alle tentazioni se vivesse incollato alla stessa poltrona dai tempi di Andreotti, perché l'acqua che non scorre inquina. Ora, per carità, se uno è fatto in un certo modo non ruba, a prescindere da quanti anni sta su una poltrona. Se uno è fatto in un altro modo ruba anche se ci sta 2 giorni in una poltrona, o no? Non è questione che se uno sta 20 anni lì, allora ruba per forza. Uno ruba se c'ha nel suo DNA, chiamiamolo così, di rubare. Se uno ha determinate convinzioni ed è fatto in un certo modo, non ruba, che stia su una poltrona 1 minuto o 100 anni. L'acqua che non scorre inquina. Troppi ministeri in Italia sono stagni, scrive Gramellini. Una sana politica ambientale impone di cambiare ovunque l'acqua e possibilmente l'aria. Certo, facendo ruotare le cariche è più probabile che uno abbia meno tempo per rubare, e questo credo sia indiscutibilmente giusto, ciò che sostiene da questo punto di vista Gramellini. Sempre poi dalla Stampa, lasciando la prima pagina e lasciando il primo piano stretto, dopo le vicende del ministro Clini c'è anche l'articolo più generale di Roberto Giovannini sul business dell'ambiente, delle bonifiche, un modello che nasce in Italia. Dal nord al sud il giro d'affari coinvolge mafie e faccendieri. Le attività spaziano dal recupero dei terreni alle energie rinnovabili, al traffico rifiuti. Uno dei primi casi fu scoperto nel lontano 86 in Lombardia. 17 miliardi vale il business delle cosiddette ecomafie, cioè le mafie che operano nel settore ambientale. 34.120 i reati ambientali registrati nel 2012. Se si divide 34.120 per i 365 giorni dell'anno,
credo che siamo a 100 reati più o meno al giorno, 135 le inchieste sulla corruzione ambientale in 4 anni, 28.132 le persone denunciate, i sequestri sono stati 8.286. Forza Italia, naturalmente. Intanto Marina Berlusconi, a proposito, chiude la porta, niente politica, Berlusconi non molla e rilancia le aziende nel centro, le alleanze, un lapsus freudiano, perché queste sono aziende, non alleanze, nel centrodestra. Ali tarpate ai palchi e ramoscello d'ulivo alla Lega. Una Lega che ha l'opportunità adesso di ripartire con il giovane Silvio. Sempre poi dal primo piano l'intervista di Passera, Renzi facile, ha segnato un gol a porta vuota, pronto a federare i moderati, ci vuole la rivoluzione liberale, bisogna farla, dice Corrado Passera. È incompiuta la rivoluzione liberale e il PD prospera sulla burocrazia, dice Passera, che era ministro insieme a Clini. A proposito, siccome quel governo là, Mario Monti, fu praticamente il governo del presidente, come quello che lo seguì e come quello che sta governando oggi del resto, dobbiamo ringraziare Napolitano per essere andato a pescare un talento come Corrado Clini e averlo portato al governo. Evidentemente Napolitano conosceva bene il ministro Clini per fargli fare il ministro appunto nel governo Monti, quello che doveva essere dei tecnici. Il talento l'ha scoperto lui, anche se è finito sul conto in Svizzera denominato pesce. E i pesci naturalmente sono i cittadini. Mentre a pagina 10 della Stampa è in busta paga il bonus di 80 euro, il bonus Renzi, c'è scritto proprio così, giusto per sottolineare la politica alla Achille Lauro. Di più, è l'Achille Lauro moderno, ti do una scarpa prima del voto e una dopo, no, ti do 80 euro e ci scrivo di fianco legge Renzi. Sarà allargato, dice Renzi, il bonus. L'idea è di aiutare le famiglie monoreddito con 3 figli. Mentre a pagina 15 della Stampa di oggi c'è il servizio di Monica Perosino sull'italiano Federico Motka, liberato in Siria. È stato torturato dagli islamisti, lo racconta lui stesso. Federico Motka è tornato a Roma dopo 14 mesi di prigionia. In tutto questo periodo il Ministero degli Esteri ha chiesto alla famiglia di tenere il silenzio e l'operazione evidentemente è riuscita perché il 31enne Federico Motka è arrivato ieri in Italia, è stato liberato. È provato, è stato torturato dagli islamisti, ma sta bene. Lavorava per un'organizzazione non governativa nei campi profughi nel nord della Siria. E infine, sempre dal quotidiano torinese, per la pagina economica, il caso Cassa Risparmio Genova, con Berneschi 34 indagati, inchiesta anche su alcuni magistrati che avrebbero favorito la cricca dei ladroni alla Cassa Risparmio Genova. Secondo altri invece erano millanterie dei vertici per inguaiare i magistrati. I PM chiudono il filone delle indagini sul crack della società Geo del costruttore Andrea Nucera, che è latitante ad Abu Dhabi, dove simpaticamente trascorrono parte del loro tempo alcuni italiani interessanti. La Repubblica apre la sua prima pagina invece sui leader che processano l'Europa, niente meno, potremmo leggerla alla milanese, i ladder che processano l'Europa. Renzi chiede più potere nel governo dell'Unione Europea perché addirittura, secondo Repubblica, Renzi avrebbe detto che contiamo come la Germania, per cui dobbiamo avere più spazio. Auguri e buon viaggio. Mentre Letta è in corsa per la presidenza, Enrico Letta verrà ricompensato con una carica probabilmente nella Commissione europea. Marine Le Pen invece lancia il referendum contro l'Unione Europea. La Repubblica mette in primo piano doverosamente anche l'orrore nelle strade di Donetsk in Ucraina, 100 morti nelle strade, è il biglietto da visita del nuovo governo ucraino, quello che piace all'Europa e agli Stati Uniti. Guerra civile in Ucraina, Kiev si rivolge ai separatisti filorussi, arrendetevi o per voi è finita fisicamente perché vi ammazzano per le strade. 100 morti nelle strade, c'è la foto in prima pagina su Repubblica che fa orrore, la foto del bagno di sangue a Donetsk. A pagina 6 invece Repubblica dà conto del tentativo di Marine Le Pen di dar vita a un gruppo in Europa e di lanciare poi in Francia il referendum per l'appartenenza o meno all'Unione Europea. Marine Le Pen è partita ieri per Bruxelles
Vogliamo un referendum sull'adesione all'Unione Europea, ha detto Le Pen, che ribadisce la richiesta al presidente socialista Hollande di sciogliere il Parlamento, l'Assemblée nationale francese, e convocare nuove elezioni. L'attuale governo, dice Le Pen, non ha alcuna legittimità per fare le riforme. Marine Le Pen ha iniziato un giro di consultazioni tra euroscettici, con una pattuglia di ben 24 deputati. Le Pen si candida a essere guida di un nuovo gruppo politico dentro all'Europarlamento. Non c'è ancora un nome, ma esistono le alleanze. Diversi partiti si sono uniti al nostro movimento, come la Lega Nord, spiega Le Pen, raccontando di aver convinto Matteo Salvini a preferire il Front National ai populisti inglesi di Nigel Farage, nella speranza di convincere poi anche quest'ultimo. Invece Farage ha definito il Front National antisemita e ieri ha ribadito che non ci sarà alcuna intesa con Le Pen. Scordatevelo, ha detto Farage. Dentro al nuovo gruppo voluto da Le Pen dovrebbero confluire 5 deputati Lega, 4 dell'olandese Partito delle Libertà, 4 dell'austriaco FPÖ e probabilmente 2 del Partito Democratici Svedesi, xenofobo, scrive Repubblica. Per formare un gruppo servono almeno 7 paesi, mancano 2 nazioni per la squadra. Le Pen ha aperto il mercato, ci sono discussioni in corso col Partito Nazionale Slovacco e con gli indipendentisti belgi del Vlaams Belang. Oltre allo UKIP, altri euroscettici hanno detto no al Front National, il Movimento 5 Stelle di Grillo e il Partito del Popolo danese. Le Pen ha invece smentito ogni possibilità di avvicinamento ai neonazisti greci di Alba Dorata o agli ungheresi di Jobbik. I contatti tra i partiti euroscettici, scrive Repubblica, restano in una fase iniziale. E la vicinanza politica è tutt'altro che forte, lo dimostra la gaffe del vicepresidente del Front National, Florian Philippot, che interpellato a caldo su un possibile incontro tra Le Pen e Salvini si è lasciato sfuggire. Salvini chi è? Non ho idea di chi sia. Poi ha precisato in tutta fretta: non mi occupo molto di queste cose. La Repubblica intervista su questa questione di Le Pen il sociologo francese Alain Touraine. Ora il rischio è un golpe populista, la situazione è tragica, serve un sussulto democratico. La classe politica non si è accorta di quel che stava covando in Francia, perché è mediocre e scollegata dalla realtà. Anche Repubblica poi dà ampio spazio all'appello del presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, a Salvini: Lega, non ti unire ai razzisti del Front National. A pagina 9 di Repubblica, prima della pubblicità, abbiamo anche spazio per il cittadino deputato Walter Rizzetto, deputato del Movimento 5 Stelle, che compare anche su altri quotidiani oggi, lo citiamo così en passant: basta toni esagerati, adesso anche Beppe deve lasciare spazio ai parlamentari, non si deve dimettere, ma gli errori ci sono stati. Non mi è piaciuto l'accenno ad Auschwitz o gli slogan sul Quirinale, le regole devono rispettarle tutti, non esistono figli di un dio minore, dice il cittadino deputato del Movimento 5 Stelle Rizzetto Walter, come si declina in questura. E sempre da Repubblica, non c'ho voglia adesso di pubblicità, mi spiace, la pubblicità a noi non serve, perché i soldi non ci servono qui a Radio Padania, ce ne sfottiamo allegramente dei soldi. Sono questioni che riguardano solo i furfanti e i farabutti, i soldi, quindi della pubblicità possiamo farne tranquillamente a meno, anche perché abbiamo imparato a mangiare aria e a pagare con l'aria, quindi siamo diventati talmente bravi che non ce ne frega assolutamente nulla della pubblicità. Lo dico anche a eventuali inserzionisti all'ascolto: evitate di fare pubblicità su Radio Padania perché non ci serve, siamo strapieni di aria e viviamo d'aria, per cui stiamo benissimo così. Quindi sempre da Repubblica, vedo che il regista ride e approva. Giulio Riso amaro. Riso amaro? Non era un film? Facciamo una chiacchierata, Giulio, visto che sei qui da 50 anni anche tu. Che dici? No, hai ragione, però appunto rido no, per non piangere. Io scherzavo, scusa, scherzavo, e te mi prendi anche sul serio. Non ci conosciamo ancora dopo 54 anni di onorata carriera. Ma infatti un fornitore mi ha detto se può pagare con aria l'amministrazione. È giusto, è la nuova moneta. L'euro ci ha rotto le scatole, giusto? Basta euro. Paolo
Eccolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia, Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini, asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini, per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it, anche su Facebook. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord regala a tutti i suoi militanti l'abbonamento gratuito al quotidiano La Padania Online. Per tutto il 2014 leggere La Padania sarà ancora più facile e comodo. Collegati subito al sito www.lapadania.com. Segui le istruzioni per i militanti e con un semplice clic potrai scaricare e leggere tutti i giorni il tuo quotidiano. Più facile di così? Per saperne di più, vai su www.lapadania.com. La Lega Nord augura a tutti i suoi militanti buona lettura. Dal 26 maggio all'8 giugno in Piazza Castello, aspettando Expo 2015, passeggiamo tra le bancarelle città di Milano, incontrando profumi, colori e sapori tipici delle nostre regioni italiane, d'Europa e del resto del mondo, tra cultura, corsi di giardinaggio e tanta animazione per bambini e musica dal vivo. Vi aspettiamo numerosi. Bancarelle città di Milano, perché un evento non vale l'altro. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ciumbia, sono già le 9.06, dobbiamo andare rapidamente perché sennò la rassegna stampa non è completa e a me fare le cose non per bene non mi piace neanche troppo, anzi mi piace molto molto poco. Vediamo di farle per benino le cosine. Allora, andiamo a Repubblica, pagina 13, c'è uno dei 104.000 articoli che sono comparsi in appena 2 giorni sul fatto che il Partito Democratico ormai riesce a interpretare benissimo le pulsioni del popolo produttivo della Lombardia e del Veneto. Del resto, 44,5% di voti a Milano, si è votato per le europee, per carità, però ormai ciascuno fa finta che queste siano le amministrative, le politiche, l'elezione del Presidente della Repubblica, di tutto, insomma, praticamente abbiamo votato per le europee, ma questa cosa qui può essere trasformata in qualsiasi altra cosa. In ogni caso,
Ormai il nord-est è con Matteo Renzi perché è lui che ha avuto un consenso trasversale, dicono gli industriali. Grillo non ha concretizzato le attese, la Lega non esiste, quindi Renzi incarna perfettamente le esigenze del nord. La pecora nera invece del centro-sinistra è Livorno, città a suo tempo fascistissima, poi rossissima, da nerissima a rossissima e adesso incertissima perché va al ballottaggio. Dopo il 53% alle europee, solo il 40% alle comunali per il candidato sindaco del PD. Gli conviene cercare asilo politico nel Veneto al sindaco di Livorno, perché nel Veneto ci sono più renziani che a Livorno. Mentre Scajola avrebbe dei dossier calabresi in casa, a Imperia i magistrati di Reggio Calabria nella sua villa fino a notte. Prelevate decine di faldoni dell'archivio segreto, nel mirino le carte sui viaggi nelle terre dell''ndrangheta. Nelle cartelle migliaia di documenti riservati. Ora che uno non possa andare in Calabria è un po' discutibile, diciamo. Bisogna capire se ci sono altri tipi di connections con la Calabria. E del resto la Calabria è vicina, potremmo dire, anche qui dalla Lombardia, perché la presenza, non la Calabria in senso lato, la presenza di alcuni calabresi in Lombardia si sperimentava e si sperimenta ancora in maniera abbastanza sensibile. C'è uno strano link tra Calabria e Lombardia, che non è quello solito della propagazione della mafia, della mafia 'ndranghetista, perché quello è normale, diciamo così, è già avvenuto nei decenni. C'è uno strano link di colletti bianchi e politica. Chissà cosa sortirà fuori da questo vaso di Pandora in salsa calabro-lombarda. Comunque, a proposito di Lombardia, la Lombardia ha scelto il PD, lo dice a chiare lettere sul quotidiano nazionale Il Giorno Lorenzo Guerini, ex sindaco di Lodi e portavoce di Matteo Renzi. Una sinistra moderna e trasversale. La Lombardia sceglie il PD. Il voto è arrivato anche dagli imprenditori, dice Guerini. La riforma fiscale, il sostegno al reddito e alla domanda interna aiuteranno il paese che vuole il cambiamento. Il risultato ottenuto è dovuto a Renzi, consacrato dalle urne leader politico a livello europeo. Mentre il carismatico Toti traccia la rotta della nuova Forza Italia. Firmeremo il referendum della Lega dopo il deludente risultato elettorale, dice Giovanni Toti. Berlusconi non si discute. Il tema della leadership non è all'ordine del giorno, eccetera, eccetera. Pagina 27 invece del quotidiano nazionale Il Giorno, segnatamente, si parla di quello che sarà un sorpresone per le nostre tasche, la riforma del catasto. Siccome sul catasto e sulla rendita catastale insistono le tasse sulla casa, se non ci sono correzioni avremo una serie di legnate memorabili dalla riforma del catasto in termini di tasse che pagheremo. Adesso la Tasi è stata lievemente rimandata, la assaggeremo comunque quest'anno, dopodiché se passa la riforma del catasto e non ci sono correttivi, 62 milioni di immobili si vedranno rivalutati con le relative tasse. Staremo a vedere. Di privilegi e sprechi nel Parlamento europeo parla invece Il Secolo, 19 di Genova, pagina 3. È corsa alla dieta, a parole naturalmente, perché lor signori, quando sono eletti dall'Europa in giù o dal Consiglio Comunale in su, perché forse il Consiglio Comunale è la cosa più rispettabile che esiste ancora oggi, però una volta eletti lor signori parlano di dieta nel corso della campagna elettorale e poi magna che te magna. A Bruxelles i funzionari nascondono i vizi dell'Europarlamento, resta un commesso ogni 15 metri e gli uscieri fanno una considerazione molto saggia. Questi nuovi deputati, dicono gli uscieri del Parlamento di Bruxelles, verranno qui, giudicheranno, poi riceveranno il primo stipendio e tutto tornerà tranquillo come prima. A occhio e croce, secondo me, gli uscieri di Bruxelles hanno parecchie probabilità di essere nel giusto. Poi c'è il giallo di Napolitano che ha detto presto una donna al Quirinale, si è fatta avanti cicciolina per la prima presidenza della Repubblica al femminile. E a pagina 11 invece del quotidiano genovese del secolo XIX il pezzo di Matteo Indice su Cassa Risparmio Genova e la valanga del crack dell'imprenditore costruttore latitante a Dubai Nucera, fra i nuovi, che riceveva un sacco di soldi facili dalla banca medesima. Fra i nuovi indagati anche l'ex deputato del PDL
Enrico Nan, coordinatore del PDL, transitato in Futuro e Libertà di Gianfranco Fini e poi ritiratosi dalla politica. Il super dirigente in pensione Sanguinetto, Alfredo Sanguinetto, ex direttore generale, è un altro degli indagati, sono 34 in tutto. E c'è indagine sulle talpe in procura che favorivano i ladroni bancari, mentre la Francia prepara le catacombe per le scorie nucleari. Nella Lorena francese, il più grande sito europeo di scorie nucleari. Lavori al via nel 2020, polemiche per i costi per stoccare i rifiuti radioattivi francesi. A fine 2010 il volume di scorie prodotte ha raggiunto 1.320.000 metri cubi, 2 kg all'anno per abitante. E sempre dal quotidiano genovese, tornando sulla questione delle tasse sulla casa, la Tasi, stangata a chi sbaglia, errori o ritardi, a Genova multe salate, ma il comune attiva un numero verde e uno sportello. Il nuovo balzello si deve pagare a Genova entro il 16 giugno, regna ancora la confusione. E lasciamo con ciò il quotidiano genovese per andare ad abbeverarci alla fonte della prima pagina del giornale. Inchiesta sul complotto, titola il giornale. La procura di Roma si muove. Si indaga sulla congiura contro Berlusconi. Ora De Benedetti, Monti e Napolitano devono spiegare. Anche De Benedetti deve spiegare qualcosa, scrive il giornale in prima pagina. E intanto Forza Italia riparte dall'asse con la Lega. Il passato torna ad essere futuro. Genio del Malox è invece Beppe Grillo, perché il giornale e qualcun altro hanno scoperto una furbata del fondatore del Movimento 5 Stelle che ha fatto la gag l'altro giorno con il Malox, il video postato da Grillo sul suo sito che prendeva il Malox per farsi passare il mal di stomaco dopo il brutto risultato delle elezioni. Ma Grillo è un genio del Malox perché ha fatto lo spot al suo sponsor. Sul sito di Grillo spunta un link al farmaco contro il bruciore da sconfitta elettorale. Te capì il furbone, dice il giornale. Ha fatto riferimento al Malox che è anche uno spot, uno sponsor del sito, mentre per le tasse sulla casa Renzi è nel caos, rinviata la prima rata Tasi, riforma del catasto ancora in bilico. Per fortuna però che il giornale dà una bella notizia ai leghisti, Forza Italia riparte dall'asse con la Lega, Fitto scuote il partito, pronta l'intesa con Salvini, gli azzurri firmeranno il referendum, ma il Carroccio punta i piedi sul ritorno di Alfano nella coalizione. C'è posto per tutti, peraltro, essendo un vecchio motto della Casa delle Libertà nella scenetta di Guzzanti, ve la ricordate? Questa si chiama Casa delle Libertà perché ognuno fa quello che gli pare. C'è posto per tutti. Le ipotesi di guida: possibile una diarchia con Toti al nord, cruciale la mediazione di Verdini, che è un altro giovinotto nuovo. Mentre Salvini va all'attacco, scrive il giornale a pagina 3, Alfano è un arredo di casa Renzi. Un partito di governo con ministri ai trasporti, alla sanità, all'interno, che arriva al 4,5% è finito. Infatti non puoi fare il centrodestra al governo con la sinistra, dice Salvini. Dopo l'ottimo risultato della Lega, che ha superato a livello nazionale il 6% con punte del 16% nella circoscrizione nord-ovest, scrive il giornale, Matteo Salvini è incontenibile e nel mirino del segretario del Carroccio finisce soprattutto Alfano, che col suo nuovo centrodestra ha passato per un pelo lo sbarramento del 4%. Vorrei un centrodestra unito ma senza Alfano perché non è il centrodestra, ha detto ieri Salvini. Il ministro dell'Interno è un oggetto da arredamento a casa Renzi, con qualche ministero di strapuntino. Spero che la batosta serva. Alfano torna a casa con un pochino di cenere sulla testa, mentre la Procura di Roma indaga sul complotto anti-Berlusconi, ma questa frescaccia qui l'abbiamo già raccontata, e a pagina 7... a pagina 7 abbiamo la polemica contro il commissario tecnico della Nazionale Prandelli, il quale è un renziano doc, però la spending review per lui non si applica, perché il signor Prandelli, per allenare quella specie di roba lì che chiamano la Nazionale di calcio italiana, acchiappa 1.600.000 euro all'anno, mentre il tetto per i manager pubblici, ricorda il giornale, è di 239.000 euro. E ancora dal giornale, a pagina 12, il pezzo di William Ward,
sulla Londra dei potenti che deve sorridere a Nigel Farage. È da anni l'emblema del politicamente scorretto, ma i leader che lo hanno bollato come impresentabile adesso lo corteggiano, perché è lui che ha capito cosa vuole la gente. La BBC l'ha sempre snobbato, ormai invece lo invita a tutti i dibattiti. E il capo dello UKIP, Farage, dice no a Marine Le Pen e apre a Grillo. Se ne avessi la possibilità ci potremmo alleare, dice Farage a Beppe Grillo. Sul Telegraph, il quotidiano britannico, è finita anche l'intervista alla signora Farage, che dice: mio marito fuma, beve, ma non è razzista, è un buon uomo, non è un bullo, ama la vita di famiglia. Pagina 16 del giornale Cronaca, il medico di famiglia adesso è internet, è un fenomeno in espansione perché naturalmente molti vanno a cercare su internet quando hanno un sintomo di malessere anche la diagnosi e la ricetta, ma il medico di famiglia di nome internet molto spesso le diagnosi le sbaglia. Sempre più pazienti, ma anche dottori purtroppo, cercano online le terapie che spesso sono piene di errori. Uno studio smonta le cure fai da te. Una persona su 10 si crede malata e internet diventa una nevrosi. Piedi gonfi, tante domande online per un disturbo comune che può essere causato da caldo o problemi circolatori. Ci sono anche tante mamme ansiose che vogliono sapere come far mangiare il proprio pargolo e come valutare la sua crescita. Molti giovani chiedono notizie sull'utilità dell'intervento di circoncisione che per lo più viene fatto per questioni igienico-sanitarie. E via dicendo, insomma. Per ogni malattia una ricetta su internet. Adesso ci godiamo il pezzo, si fa per dire, insomma, ce lo godiamo, ce lo leggiamo, uno se lo gode, quell'altro se lo manda di traverso e si becca il Malox, di Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Titolo del Fatto: la rottamazione può iniziare, Enrico Letta è in corsa per l'Europa. Non spingete sul cargo del vincitore, è il titolo invece del commento di Marco Travaglio. Il carro del vincitore di cui parlava Ennio Flaiano non basta più. Per raccogliere tutti i neofiti demorenziani travestiti da antemarcia che sbarcano da ogni dove ci vuole almeno un cargo, non un carro. La Marina Militare pattuglia le coste per prestare ai profughi i primi soccorsi nella nuova operazione ribattezzata Matteum Nostrum. La Protezione Civile fa sapere che i richiedenti asilo al Nazareno, alla sede del PD, e a Palazzo Chigi verranno alloggiati in strutture provvisorie di raccolta, i CIR, Centri di Identificazione e Riciclaggio, in attesa di essere smistati in ministeri, enti pubblici, banche, municipalizzate e consigli di amministrazione vari. Nel frattempo si prega di non spingere per salire sul cargo renziano. La foto di gruppo del nuovo Stato Maggiore in versione Pellizza da Volpedo, scattata la notte della vittoria, cela alcuni renziani dell'ultima ora, folgorati sulla via di Pontassieve fra il secondo exit poll e la prima proiezione. L'efebico ex bersaniano Roberto Speranza, lievemente scolorito per via della trielina usata per svaporare le ultime macchie di Giaguaro, e il batracico ex bersaniano Nico Stumpo, opportunamente nascosto dietro una stangona. In prima fila si spellano le mani gli ex giovani turchi, ora neo-renziani di mezza età: Orfini, Verducci, Fassina. Il terzo, Fassina, non è la moglie di Fassino, ma l'impavido dissidente antirenziano che dava a Matteo dell'ex portaborse un po' berlusconiano, se cerneva vergogna per l'incontro Renzi-Berlusconi e lasciò il governo Letta quando Renzi lo chiamò Fassina chi? Ora, opportunamente sedato, Fassina esalta il Renzi valore aggiunto, ha detto ieri Fassina, che ha parlato di chiara leadership del caro leader, la squadra dei territori, in vista, ha detto Fassina, della missione difficile di grandissima responsabilità, cioè la possibilità straordinaria di cambiare l'agenda della politica europea verso la svolta all'insegna dell'allontanamento dall'austerity e della crescita del lavoro. Il lavoro suo, di Fassina naturalmente, commenta Travaglio, un Jobs Act personale, chissà che sa da fa per campà.
Nel reparto CRSR, cioè convertiti al rottamatore per salvarsi dalla rottamazione, svetta Dario Franceschini, che 2 anni fa cinguettava: Bersani ragiona, Renzi recita. Infatti, se ragionasse, non l'avrebbe fatto ministro della cultura Franceschini. Come disse Andrea Orlando, basta passare con Renzi che si diventa nuovi. Quando si passa con Renzi si diventa nuovi anche se non lo si è di curriculum. Così diceva Andrea Orlando. E la cosa si adatta a lui, perché ora fa il ministro della giustizia nel governo Renzi. Il veltroniano corrente all'Italia e poi bersaniano Matteo Colaninno nota adesso un grande patrimonio del PD, Renzi, che ora avrà una responsabilità ancor più grande di cambiare l'Italia e guidare una nuova fase dell'Europa, ma sempre volando all'Italia, scrive Travaglio con riferimento al papà di Colaninno. E Bersani, quello che Renzi è un pazzo, aveva detto Bersani, e ho salvato il cervello ma non lo do a Renzi dopo l'ictus. Bersani, che ne è di lui? Complimenti a Matteo Renzi, ha detto Bersani, e adesso prendiamoci le nostre responsabilità in Italia e in Europa. A Matteo, ricordati del mio cervello. E Max D'Alema, quello che aveva detto Renzi è ignorante e superficiale e non ha mai letto un libro in vita sua? Ora, secondo D'Alema, Renzi è un grande leader, ma non si arriva al 40% senza un grande partito, ha dichiarato ieri Massimo D'Alema. Capotavola è sempre dove si siede lui, specie se la tavola è la Commissione europea e Matteo non ci manda Enrico Letta. Le cambiali si pagano. Poi c'è il Cupirla, cioè Cooperlo. Il giovane vecchio Gianni Cooperlo fu già avversario di Matteo alle primarie, ma controvoglia. Rifiutò l'ingresso nella segreteria renziana per gli inaccettabili attacchi personali di Renzi nei suoi confronti. Reclamò finanche le dimissioni di Renzi da segretario, ma, si scopre ora, lo fece obtorto collo. Anche Cooperlo è un renziano della primora, dapprima clandestino, ora palese davanti al risultato storico, all'ebbrezza del 4 davanti allo 0, ha detto ieri Cooperlo. Lui era abituato allo 0 senza il 4 davanti, commenta Travaglio. Dunque Matteo torna un compagno. Molto rosso, fra l'altro, perché ha detto Cooperlo che il PD è la prima forza del progressismo e del socialismo in Europa. Stringiamoci a coorte, commenta Travaglio, e riapriamo il cantiere appena esce Primo Greganti. Nella sezione Massaie rurali scintilla il sorriso pudico di Federica Mogherini. Non rideva così da quando esaltò la straordinaria vittoria di Bersani alle primarie contro Renzi. Sentendo poi Matteo parlare di politica estera, twittò con l'hashtag terza elementare. Cioè, praticamente la Mogherini, quando sentiva Renzi parlare di politica estera, gli diceva: questo qui è un cretino di terza elementare. È diventata ministro con Renzi. Il pezzo di Travaglio è super godibile, ma troppo lungo, dura per ben tutta la pagina 9, perché ci vuole una pagina intera, fitta per recuperare tutto quello che dicevano di Renzi coloro che adesso sono con Renzi, che dicevano contro Renzi. Noi chiudiamo però con un pezzo musicale, perché basta troppe parole, ci vuole un po' di musica, e questo lo dedichiamo ai tanti reucci che si comportano così.